Bentornati a Buongiorno Verona, siamo in diretta per parlare del nostro tema del giorno. Oggi ovviamente non potevamo non parlare di riaperture. Il Veneto da oggi infatti è in zona gialla e questo significa che sono diverse le attività che potranno riaprire i battenti dopo mesi di chiusure. I cinema, i teatri, i live club, i ristoranti e i bar potranno tornare operativi, anche se con alcune limitazioni, alcune più importanti di altre, tra cui il coprifuoco alle 22 e la possibilità per i ristoranti di avere clienti ai tavoli solo all'aperto. Ma anche nelle scuole superiori del Veneto le aule torneranno a popolarsi al 70% secondo l'accordo raggiunto venerdì tra le istituzioni regionali con le varie poi complicazioni del caso. Ma per parlare appunto della situazione delle attività economiche siamo in collegamento con Paolo Caldana, segretario di FIPE e Confcommercio Verona. Buongiorno. Buongiorno a lei Giorgia, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Allora, dunque, con il nuovo decreto riaperture, come dicevamo da oggi, sono aperti bar e ristoranti in zona gialla, quindi anche in Veneto, ma ci sono due limitazioni, insomma il coprifuoco alle 22 e la possibilità, come dicevamo, di avere clienti ai tavoli solo all'aperto. Ecco, quindi quanto pesano queste due restrizioni sul comparto? Sono due restrizioni che comportano un peso molto importante su quello che è il comparto, perché sappiamo bene che una delle importanti azioni che svolta dai pubblici esercizi è quella nell'orario, cioè avere un maggior orario di apertura permette di intercettare maggiori possibilità e fare maggiori servizi. Poi l'altra limitazione dello spazio esterno, purtroppo, anche come abbiamo visto in queste giornate in cui il tempo è abbastanza incerto e resterà incerto anche per i prossimi giorni, non è che dà quello slancio che ci si aspettava nell'apertura. Comprendiamo quella che è la prudenza del governo sulle attività all'interno e anche lì ci sono venuti incontro sulla possibilità di effettuare il servizio mensa, no? Questo che ha dato un piccolo ossigeno alle attività, però magari ci si aspettava di poter fare un qualcosa in più. Speriamo che il tempo migliori, anzitutto, la prima cosa che serve anche quello, e poi vedremo nel tagliando che il Presidente Draghi si è già promesso di fare con le categorie entro la metà di maggio. Ecco, passando a un altro settore, insomma quello del turismo, ecco, crede che la stagione sia pronta a partire o siamo ancora lontani con queste limitazioni? Insomma, pensiamo per esempio alle conseguenze per l'Arena di Verona e anche ai parchi divertimento che potranno aprire solo dal 1° di luglio. Allora, la limitazione fondamentale del coprifuoco alle 22 è un limite anche psicologico, se vogliamo, in una possibile persona che voglia venire in Italia, è un limite abbastanza importante. Alle 22, come dice il Presidente Arena, tutti a nanna, per un turista non è un bel messaggio. Se poi lo caliamo nella realtà specifica che interessa principalmente la provincia di Verona, che è quello che succede con la stagione lirica, lì diventa addirittura deflagrante il problema, perché la lirica inizia alle 21, 21:15, 21:30 e praticamente non completa neanche il primo atto, che bisognerebbe tutti tornare lì poi nelle proprie abitazioni o nei propri alberghi. È un limite molto importante anche perché anticipare l'inizio dell'opera alle 18 con il caldo che già può esserci tra giugno e luglio non la vedo proprio una cosa molto agevole e simpatica. Poi speriamo anche su questo punto il governo si è impegnato a venirci incontro, però per il momento la questione è abbastanza pesante. Come rimane abbastanza pesante la questione anche per il lago di Garda e i parchi di divertimento che fondano la loro attività principalmente sul numero delle persone. Se riusciamo a gestire quello che è l'assembramento, il dover gestire l'assembramento in un orario limitato durante il giorno e durante la serata comporta delle problematiche, perché anche qui per il caldo e per quant'altro i parchi di divertimento alla sera hanno un buon afflusso e si va a limitare anche qua molto l'attività. Certo. Ecco, per quanto riguarda gli alberghi invece forse potranno tirare un sospiro di sollievo? Per quanto riguarda gli alberghi, anche qui sono legati alla questione di tutta questa incertezza. Abbiamo un buon inizio di prenotazioni per quanto riguarda luglio e agosto, sono mantenuto un buon inizio di prenotazioni. Per quanto riguarda l'inizio della stagione resta ancora l'incertezza dovuta al fatto che abbiamo saputo proprio in questi giorni che tra le regioni gialle ci si può spostare senza problemi. Abbiamo saputo sempre venerdì che i musei possono essere aperti, resta però il limite delle 22, quindi magari anche qua il limite delle 22 influisce molto anche sugli alberghi.
alberghi che risentono anche di alcune provenienze, perché le provenienze da alcuni stati non sono così sicure per quanto riguarda i protocolli sanitari che devono essere rispettati. Quindi tutto quanto on time, tutto quanto al momento. Sì, è vero, è proprio vero. Ecco, un'ultima domanda. Insomma, se questo magari possiamo vederlo in modo ottimistico come, diciamo, l'inizio della fine della pandemia, insomma, con la campagna vaccinale, insomma, si spera di raggiungere presto l'immunità di gregge, come ne uscirà trasformato, secondo lei, il mondo del turismo, della ristorazione anche? Ma allora, il mondo del turismo chiaro che ha dei cambiamenti perché il viaggiatore vorrà essere rassicurato sulla possibilità di andare in luoghi Covid-free o comunque di avere la possibilità di poter avere un riscontro anche immediato per quanto riguarda il fatto di non essere stato contagiato o di tornare a casa anche contagiato. Anche qua abbiamo tanti rapporti e tante richieste fatte anche con la Regione Veneto per poter estendere al massimo la possibilità dei tamponi. Però per il momento siamo ancora in attesa. Per quanto riguarda gli altri cambi, il consumatore sarà un consumatore un pochettino più accorto e le attività commerciali dovranno spingersi molto rapidamente sull'online per utilizzare direttamente l'online attraverso campagne social o attraverso l'online portare ancora il consumatore all'esperienza fisica, che in questi giorni, che in questi momenti, questi mesi di lockdown è stata, tra virgolette, un pochettino dimenticata a vantaggio dell'online. Altro punto che potrebbe essere interessante è che l'apertura dei pubblici esercizi, seppur parziale e con delle limitazioni, porterà comunque nuove persone nei centri, nelle aggregazioni e permetterà alle attività commerciali di respirare qualcosa meglio. Insomma, sapevamo che fino a ieri i pubblici esercizi erano chiusi alle 18 e comunque c'era l'asporto che limitava di molto anche quello che era l'accesso ai centri storici. Adesso speriamo che con la possibilità di stare seduti o meno anche per le attività commerciali arrivi un respiro, insomma, Assolutamente. Quantomeno in maggiori contatti. Esatto. Insomma, noi Paolo la ringraziamo, grazie per averci portato questa fotografia della situazione attuale veronese e speriamo che insomma si possa continuare sempre meglio, insomma possa essere una graduale uscita da questa emergenza sanitaria, ecco. Ecco, con i vaccini speriamo che poi questa uscita sia definitiva, che non dobbiamo ancora rintanarci tra virgolette. Esatto. Grazie mille, allora alla prossima, buona giornata. Buona giornata a voi, grazie, buongiorno a tutti, grazie. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento allora tra poco alle 12:30 con il nostro telegiornale, quindi con le notizie principali della mattinata e poi nuove interviste per il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e a tra poco.